conquistare l'oro della laguna, ma rimane nell'anima, come rimane nell'anima il riflesso dell'isola dell'Elba di Favignana. Ci sono tante riflessioni che abbiamo fatto con Antonello Viola nel corso del tempo, non è una mostra che nasce oggi, ma nasce da una serie di riflessioni, anche da una serie di ultime riflessioni, perché ci sono delle opere veramente nuovissime in cui forse il contatto con Venezia o l'idea di arrivare a Venezia ti ha suggerito un maggiore uso dell'oro, di questa materia molto difficile da utilizzare ma anche magica. È una materia rischiosa l'oro, è una materia alchemica, è una materia che se ne abusa si rischia di arrivare nel kitsch, magari il kitsch ci piace, però non penso che fosse il tuo intento e non l'hai fatto perché l'oro si mantiene con una lucentezza, con una freschezza, ma anche un'intensità, perché sono tantissime